Buongiorno a tutti, benvenuti a Focus, mezzogiorno in punto, siamo insieme fino alle 13:30, come sempre, l'attualità, la cronaca e i nostri viaggi fuori dallo studio per raccontarvi quello che sta accadendo, collegandoci con i nostri inviati che sono un po' in tutte le nostre città del nord-est e voi insomma che siete a casa potete continuare tranquillamente a fare quello che state facendo, ogni tanto avvicinatevi al televisore, a parte che insomma potete collegarvi anche dai dispositivi mobili, quindi in realtà non dovete essere per forza a casa. Comunque insomma cerchiamo di aggiornarvi su quello che sta accadendo a nord-est, dicevo, partendo da questo giallo, questa vicenda, questo possibile omicidio che ha un po' scosso Conegliano. Tra poco andremo anche a sentire quali sono le novità nelle indagini. Volevo mostrarvi il sito della Tribuna che dice: omicidio a Conegliano, l'anziana soffocata in casa, forse aveva appena scoperto un ladro. Questo è emerso dall'autopsia di Margherita Ceschin, 72 anni, che viveva da sola nell'appartamento. Ma andiamo con il nostro servizio della redazione di Treviso un po' a ripercorrere quelle che sono le ultime ore, quello che è accaduto a Conegliano. Colpita alla testa e forse soffocata coprendole in naso e bocca. Sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin. La 72enne insomma sarebbe stata uccisa, forse mentre stava dormendo sul divano. Ed è lì che è stata trovata ancora in pigiama. Il suo cuore ha cessato di battere tra venerdì e sabato. La grondaia staccata, storta, come se qualcuno si fosse aiutato per arrampicarsi e raggiungere il terrazzo. Se qualcuno è salito da là adesso non si sa, comunque. Adesso stanno facendo le indagini, quindi... Certo che fa pensare una cosa del genere. Fa pensare più che altro per la criminalità che c'è qua a Conegliano. Paura un po'? Sì, indubbiamente sì. La camera sottosopra, i cassetti aperti, il materasso capovolto ed il portafoglio della vittima sparito. Un ladro avrebbe fatto irruzione nella casa della 72enne. Forse Margherita lo ha sorpreso e sarebbe stata colpita. I carabinieri stanno indagando, l'appartamento in via 28 aprile è sotto sequestro. Questo signore abita qualche piano sopra. La sera guardo la televisione in una stanza parecchio al di là, quindi non mi sono neanche accorto di cosa succedeva. Andando a letto ho sentito parlare sotto, ma c'erano già carabinieri, eccetera, quindi ormai era già successo quel che doveva succedere da parecchio, insomma. Margherita abitava da sola in questa casa. Venerdì aveva incontrato le amiche, poi era rientrata con la promessa di vedersi per una pizza il sabato sera, ma quell'appuntamento alla 72enne non è mai arrivata. Ed è questo che ha fatto scattare l'allarme. Non vedendola, le amiche hanno provato a contattarla più volte. Poi si sono preoccupate, si sono rivolte ai familiari e ad un vicino che attraverso una scala è entrato nell'appartamento. Margherita era già morta. Nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così drammatico. Le indagini serrate dei carabinieri alla ricerca del killer, sotto shock i residenti della palazzina che parlano della 72enne come una donna solare e tranquilla. Una persona tranquilla, sì, per carità. La vedevo sempre fuori qua nel terrazzo. Purtroppo è andata così. Era una signora simpatica, più o meno, no, anzi più giovane, abbastanza più giovane di me, ecco, comunque sì e no, però la salutavo e basta, insomma. Torneremo su questa vicenda più tardi, ci collegheremo infatti con Daniela Sizia per le ultime novità, per quello che riguarda soprattutto le indagini, insomma, e la caccia all'assassino da parte delle forze dell'ordine, dei carabinieri in particolare. Quindi tra poco torneremo su Conegliano. Un'altra pagina di attualità importante, perché insomma è da settimane che se ne parlava del congresso della Lega, che sabato c'è stato un congresso che ha visto la vittoria di Alberto Stefani come nuovo segretario regionale della Lega. Tante discussioni che però non si sono placate sulle candidature, sulle correnti, diciamo, che ogni candidato rappresentava, e ieri sera a Focus è stato nostro ospite Gian Antonio Darè, che l'ha detto chiaramente, ha votato per Manzato, quindi non per Stefani, ma è entrato tra i 12
12 che faranno parte del Consiglio ristretto, quindi Consiglio diciamo di direzione regionale della Lega, dove insomma farà sentire comunque la sua voce. E ieri sera qui a Focus, anzi a Focus, ha anche attaccato Roberto Marcato, che si era candidato, poi ha ritirato la candidatura e non si è presentato al congresso. Ma sentiamo una piccola parte di Focus in cui ci sono queste dichiarazioni di Darè. C'era la candidatura di Stefani, si sapeva. Dall'altra parte, contro Stefani e contro la linea di Salvini, c'era la candidatura di Marcato e quella di Manzato. Martedì, prima del congresso che è avvenuto il sabato, le due delegazioni si sono incontrate a Padova. Da una parte c'era Manzato e Coin, dall'altra parte c'era Sonia Di Tali e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Non era presente a quell'incontro, pur richiesto, Marcato. Non si è fatto trovare al telefono, tant'è vero che Manzato aveva posto sul piatto la candidatura e noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Marcato a mezzogiorno annuncia il suo ritiro. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E quindi questi sono i numeri che poi si sono visti al congresso. Ma noi, ripeto, il congresso ha sancito che Stefani è il segretario, noi rispettiamo il segretario, il suo programma, perché è il programma di chi ha vinto, e noi saremo a disposizione, se è possibile, se lo vogliono, porteremo il nostro apporto, però le cose sono andate esattamente così. Manzato aveva chiaramente detto, e ci sono i testimoni, che lui si sarebbe ritirato perché bisognava andare comunque con un'unica candidatura. Allora a quel punto, se tutti avessero fatto la loro parte, non ci sarebbe stata quella differenza. Sicuramente uno o l'altro avrebbe vinto, però non ci sarebbe stato quei numeri così esorbitanti. È andata così, si sono messi d'accordo. Vuol dire che la linea del Ponte di Messina ha prevalso su quella dell'autonomia del Veneto, perché questo emerge, andiamo avanti con il Ponte di Messina. Molto chiaro Gian Antonio Darè, che come dicevo ha anche criticato l'assenza di Roberto Marcato al congresso di sabato. Secondo lui doveva essere presente. Dicevo che Darè farà parte del consiglio direttivo della Lega, con diciamo una linea che potrebbe anche essere critica o comunque di chi fa valere la sua esperienza e porterà eventualmente anche delle critiche costruttive all'interno del consiglio direttivo, del quale farà parte anche il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Marcello Bano l'abbiamo sentito dopo il congresso e si dichiara pronto a cercare di ricucire tutti questi strappi in maniera che si possa d'ora in poi marciare con un unico obiettivo e anche con tutte le forze riunite in un'unica direzione. Sentiamo un po' cosa ci ha detto. Il congresso, andato in scena sabato a Padova, ha decretato Alberto Stefani segretario della Liga Veneta, un risultato a cui però le varie anime del partito sono arrivate in maniera litigiosa. Eletti anche i 12 componenti del direttivo del partito, tra loro anche Marcello Bano, che in questi mesi non ha risparmiato critiche alla dirigenza. Ora però è il tempo di ricucire. Sarà un direttivo, secondo me, che si metterà a lavorare, perché il congresso c'è stato, quindi è stato eletto un segretario e è stato eletto un leghista. E a questo punto dovremo cercare di ricucire le varie anime che si sono confrontate, perché gli avversari politici sono al di fuori e non lì dentro. Su questo penso di parlare a nome di tutti. Ce la metteremo tutta per lavorare insieme per cercare di ricucire. In 18 sabato non si sono presentati a votare, tra loro anche Roberto Marcato, che dopo il congresso lascia intendere possibili ripensamenti sulla sua presenza in Lega.
Bano, che in questi mesi è stato accostato all'assessore regionale, non si sbilancia sul suo futuro. Io l'ho sentito, però avendo un rapporto personale e avendo vissuto in prima persona tutte le varie fasi pre-congressuali, ritengo che se Roberto ha qualcosa da dire sia assolutamente giusto e opportuno che sia lui a parlare nei tempi che riterrà più opportuni. Dopo il congresso è il momento di ripartire. In questo momento, non dico rafforzato, però unito. In questo momento qua c'è un segretario, è inutile che stiamo qua a discuterne. C'è un segretario eletto, un direttivo, e quindi per forza di cose ne esce unito, perché nessuno potrà dire che ha vinto, che visto i risultati, che c'è stato un congresso non legittimo, c'è stato un congresso, abbiamo accettato le regole del congresso e quindi da là adesso si azzera tutto e si riparte. Ovviamente non finisce qui, la vicenda Lega continuerà a tenere banco anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anche per capire quale sarà la posizione di Marcato prossimamente, quali saranno le posizioni dei vari consiglieri eletti nel direttivo, quale sarà la posizione di Alberto Stefani, il nuovo segretario che abbiamo sentito, è già a Roma perché è anche parlamentare, quindi nei prossimi giorni sicuramente sarà ai nostri microfoni per commentare quali saranno ora le priorità da adesso in poi. Andiamo a Padova, adesso ci spostiamo dallo studio, usciamo, giornate calde questa, ecco perché con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature scatta anche il piano caldo dell'ULSS 6, in particolare per quello che riguarda chiamiamola protezione degli anziani. E allora ci colleghiamo in diretta, Francesco Rattai, Federico Cibotto ci parlano di questo piano caldo, se non sbaglio, vero? Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova, anzi da Selvazzano, siamo negli uffici del distretto dell'ULSS 6 Euganea. Con me il dottor Piero Realdon, che è direttore del distretto. È stato redatto il piano caldo, lo vediamo tutti che il caldo è arrivato prepotente sui nostri territori. È stato redatto un piano caldo per aiutare i più fragili, i malati cronici, gli anziani. Cosa troviamo in questo piano caldo, dottore? Sì, allora è un sistema che sulla base di quella che è la delibera regionale, l'applicazione della delibera regionale a livello della nostra azienda, come negli altri anni, in un certo senso attiva dei percorsi allertati per rispondere appunto alle necessità di questa popolazione, come diceva giustamente, fragile. Sono pazienti anziani, pazienti cardiopatici, pazienti nefropatici, anche i bambini sono comunque tutelati da questa ondata di caldo. E cosa prevede appunto il piano? Allora, prevede per l'appunto una maggiore attenzione da parte dei servizi sanitari territoriali, con il grosso supporto dei medici di medicina generale e dei pronto soccorso, per quel che riguarda appunto far fronte alle ondate di calore. C'è un bollettino che la Regione manda alle varie strutture in cui si allerta nel momento in cui è previsto un'ondata di calore, e a fronte di questa allerta vengono appunto allertati i servizi sanitari territoriali che hanno in carico già questi pazienti, in modo da dare maggior disponibilità. Ad esempio, i pazienti che sono in assistenza domiciliare, i medici di medicina generale possono andare oltre quelli che sono gli accessi programmati e autorizzati dal distretto in questo periodo dell'anno, in modo da far fronte appunto alle richieste maggiori dell'utenza. Ecco, quindi un coinvolgimento anche dei medici di base, medici di medicina generale, ma non solo. Cosa possiamo consigliare a tutti quanti, a tutta la popolazione durante questa ondata di caldo? Lo sappiamo oramai tutti molto bene che bisogna evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4-5 del pomeriggio. Ma che suggerimenti possiamo dare? Sì, sono cose banali, ma che è bene anche ripetere. Bisogna ricordarsi di bere, assumere liquidi,
bere, perché anche l'anziano tende a avere meno lo stimolo della sete. Non parliamo dei pazienti con deterioramento cognitivo, ma anche un anziano in genere tende a bere meno e anche a mangiare meno. Quindi il consiglio è quello di mangiare frutta, perché almeno quello che è considerato normalmente le 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno, perché hanno anche un contenuto di liquidi importante. Ovviamente non uscire, come ha detto giustamente, nelle ore più calde, ventilare la casa, se non si ha un condizionatore, ventilare la casa nelle ore più fresche e chiudere tende, tapparelle il più possibile nelle ore più calde. Se si ha un condizionatore, non tenere una temperatura troppo bassa, restare sui 25-26 gradi, tanto c'è la funzione di umidificazione che aiuta a avere un migliore respiro. E vestirsi leggeri, vestirsi chiari, cappello quando si esce, cose banali ma che è bene ribadire. Ecco sì, anche questo suggerimento del condizionatore è molto importante. Evitiamo di vivere in una ghiacciaia, ma teniamolo acceso, perché comunque aiuta a vivere la quotidianità con un po' più di freschezza. Ecco. Io ringrazio il dottor Realdon per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco, buon lavoro, salutaci il tuo ospite, buon lavoro a te, a Federico Cibotto. Andiamo un po' adesso a parlare di cronaca legata alla Guardia di Finanza, soprattutto perché in questi giorni si sta festeggiando un po' a rotazione nei vari capoluoghi della nostra regione il compleanno, i 249 anni di storia della Guardia di Finanza, e anche ci sono operazioni che continuano a essere portate avanti. Prima andiamo a vedere cosa è successo a Treviso, perché c'è stata la cerimonia a Sant'Artemio per il comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha anche diffuso i dati del lavoro svolto, e a dire il vero c'è un quadro abbastanza preoccupante di quello che riguarda gli illeciti finanziari nella Marca. Sentiamo. Dal punto di vista investigativo, la circostanza che in questa provincia si siano insediati dei veri e propri hub, dei centri di servizi illeciti gestiti da professionisti che definire borderline è poco, dei professionisti sicuramente opachi che si sono prestati ad agevolare queste frodi commesse da parte di soggetti non solo del Trevigiano ma anche del resto della regione del Veneto e addirittura fuori da questa regione. Uno sforzo investigativo senza precedenti, quello che ha permesso alla Guardia di Finanza di Treviso di intercettare ben 270 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi, 124 dei quali già sequestrati. Una vera e propria guerra contro le truffe del Superbonus 110 che nella Marca sono diventate un fenomeno consolidato, tanto da generare in diversi casi un problema sociale, con persone letteralmente sfrattate dalle proprie case rese inagibili da lavori iniziati e mai finiti. Dal punto di vista umano anche dispiacere è la situazione di tantissime persone che intendevano avvalersi del super bonus 110% per ristrutturare casa, però sono stati vittime di frodi, quindi si sono trovati con dei lavori avviati ma mai eseguiti. Un lavoro importante che va ad aggiungersi a quello tuttora in corso di monitoraggio delle opere in appalto nella Marca, dove il PNRR verserà 400 milioni di euro. Adesso viene la parte più importante, che sarà quella di lavorare insieme in stretta collaborazione con i comuni per scongiurare ogni rischio di cattivo impiego o malversazione di questi fondi. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione Europea ammontano ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, 27 milioni quelle relative ai finanziamenti nazionali, spesa previdenziale e assistenziale, 80 i controlli mirati in materia di reddito di cittadinanza. Nel bilancio del comando, che proietta il corpo verso il prossimo importante anniversario, i 250 anni della fondazione, anche il lavoro per scovare i grandi evasori, 272 quelli stanati dall'inizio del 2022. Le truffe finanziarie legate al mercato delle criptovalute e i reati fallimentari, 277 le persone denunciate. Occhi sempre puntati sulle aziende cinesi del settore manifatturiero, capaci di eludere i controlli e bypassare le norme vigenti con il meccanismo delle società apri e chiudi. In materia di riciclaggio, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro, oltre 390 le segnalazioni di operazioni sospette, questo solo nella Marca trevigiana.
Ecco, a proposito di super bonus che è stato citato nel servizio di Anna De Roberto anche dal comandante provinciale di Treviso, c'è proprio nelle ultime ore la notizia di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia e della Procura della Repubblica di Firenze, perché hanno sottoposto a sequestro questi crediti fittizi da super bonus 110 per un controvalore di oltre 9 milioni e mezzo di euro in fase di liquidazione, cioè erano stati gonfiati questi crediti rispetto alla realtà da parte di una società, e quindi la Guardia di Finanza, con le sue indagini condotte dalla compagnia di Mirano, se n'è accorta. Sono state fatte delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini veneziani che avevano effettuato i lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus 110, ma avevano scoperto che gli importi erano già stati ceduti ad altre società diverse e quindi c'era qualcosa che non tornava. Ad esempio il caso di un pensionato di Mira, il quale ha riscontrato che i crediti maturati per i lavori erano stati ceduti per un valore triplo rispetto a quello reale e a diverse società totalmente sconosciute. Un imprenditore di Salzano, sempre nel veneziano, aveva svolto i lavori attraverso la sua società e aveva visto il bonus decuplicato e poi ceduto a soggetti ignoti, e altri esempi di questo tipo. Quindi insomma operazione importante della Guardia di Finanza di Venezia. Sempre la cronaca, ci spostiamo però a Padova, anzi nel Padovano, a Piove di Sacco per la precisione, dove i carabinieri hanno sgominato una banda di predoni che razziavano negozi e case in tutto il Veneto. L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea ripresa dalla telecamera. I ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come arieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In 3 mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza. Si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un 40enne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno. Obbligo di dimora per un complice moldavo e per 2 donne sempre moldave che facevano la guardia al covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di 3 veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti. Obiettivi preferiti: stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati, come il colpo in un alimentare di Fiesto d'Artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per 2 volte in provincia di Arezzo ed in provincia di Verona. Una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale, finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume Mincio. Il 40enne moldavo è stato fermato ad Asti. Il covo, individuato a Sant'Angelo di Piove, era presidiato da 2 donne che avevano il compito di smerciare la refurtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratta e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto. Adesso andiamo a Bassano perché i vigili del fuoco hanno fatto un salvataggio un po' particolare, erano impegnati in un'operazione e hanno trovato un animale un po' particolare che si era o perso o comunque che era rimasto incastrato. Sentiamo cosa è successo e vediamo come l'hanno salvato. Sorpresa selvatica per i vigili del fuoco vicentini, impegnati in questi giorni in una serie di esercitazioni in Brenta. Una squadra di soccorritori fluviali alle prese con lunghe e pesanti sessioni di addestramento in Val Brenta si è trovata di fronte a un ospite inatteso. Un visone americano si era infatti nascosto sotto il casco di uno dei pompieri, forse perché in difficoltà o incuriosito da questa nuova tana. Visto che non aveva intenzione di allontanarsi dal campo base, i soccorritori fluviali lo hanno recuperato e l'hanno affidato a un volontario che si occupa della fauna selvatica, in attesa delle guardie provinciali. Il visone americano è molto schivo, ma si può vedere sia nella parte alta del Brenta che in quella che attraversa il territorio bassanese. Una famigliola si era addirittura accasata nei pressi del Ponte Vecchio.
Torniamo alla cronaca perché c'è stato ancora un incidente lungo la statale del Santo, la nuova 308, e in questo caso sono stati coinvolti un furgoncino e una vettura. Sentiamo il servizio dei nostri colleghi di Padova. Incidente ieri pomeriggio verso le 18:30 lungo la strada regionale 308 nel territorio del comune di Loreggia, nell'Alta Padovana. Uno scontro frontale tra un autocarro guidato da un cittadino rumeno di 42 anni e una vettura condotta da una donna 32enne di Castelfranco Veneto. Da una prima ricostruzione della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, intervenuta sul posto per i rilievi, la vettura, che proveniva da Padova e andava verso Castelfranco, condotta da una 32enne, ha invaso la corsia di marcia andando a scontrarsi contro il furgoncino, che ha cercato di evitare la collisione senza però riuscirci. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale del SUEM 118 sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero, non in gravi condizioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. La polizia locale ha quindi deviato il traffico facendo uscire le auto a Campo San Piero e a Loreggia. Sono stati richiesti esami tossicologici per entrambi i conducenti. Cronaca e cronaca ancora più grave, sempre sulle strade del nostro nord-est, con la notizia che arriva da Cison di Valmarino. C'è stata infatti una tragedia perché non ce l'ha fatta Matteo De Luca, il 31enne che aveva avuto un incidente, si era scontrato mentre era in sella la sua Vespa contro un auto proveniente in senso opposto. Paese sotto shock per questo giovane molto conosciuto e amante della montagna. A terra i segni dell'impatto devastante, uno schianto che non ha lasciato scampo al 31enne Matteo De Luca, portato con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le lesioni riportate. L'ennesima tragedia della strada che è avvenuta nella frazione di Solera, Cison di Valmarino, nei pressi di questa osteria. La Vespa condotta da Matteo stava transitando lungo via Re di Puglia quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente una vettura condotta da una donna che proveniva dal senso opposto. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia svoltato a sinistra verso il parcheggio del locale, colpendola a due ruote. Il giovane è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Questa mattina la notizia della sua morte ha girato in paese, a Follina, dove il 31enne era molto conosciuto. Figlio del marito dell'assessore Paola Carniello, con deleghe alle politiche sociali e giovanili, allo sport e all'associazionismo, Matteo amava viaggiare con la sua Vespa, ma era appassionato anche di montagna e arrampicata. Pochi giorni fa era stato eletto tra i consiglieri del comitato Festeggiamenti Farrò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Alcuni amici, saputa la notizia, hanno raggiunto il luogo della tragedia. Era una persona solare e disponibile, ci raccontano guardando i segni sull'asfalto. Una perdita che lascia senza parole. Usciamo di nuovo dallo studio, ora sono le 12:28 e andiamo di nuovo a Padova per una serie di visite un po' particolari. Infatti sapete che c'è un cantiere in corso per restaurare la statua del Gattamelata. Siamo sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio, questa statua equestre che ormai da qualche mese vede il cantiere pronto per il restauro della statua, e noi siamo saliti su questa statua con Valentina Visentini e Cristian Roca Allende, perché questo monumento del Donatello potrà essere visitabile proprio dal cantiere, quindi delle visite un po' particolari. Ci raccontano tutto Valentina e Cristian, a voi. Buongiorno da Padova, siamo nel sagrato della Basilica del Santo. Da domani apre il sito per prenotare le visite guidate al monumento equestre del Gattamelata. Aprirà il sito www.ilsantopadova.it, le visite saranno disponibili a partire dal 7 di luglio, ma intanto venite con noi e saliamo in anticipo per mostrarvi quello che si potrà vedere. Dunque le visite guidate inizieranno il 7
mese di luglio, si svolgeranno solo nel fine settimana, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 13 e poi al pomeriggio dalle 14:30 alle 18. 12 posti disponibili per turno, perché così si potrà godere al massimo delle indicazioni tecniche indispensabili per salire sul ponteggio, il caschetto come quello che stiamo indossando e le scarpe da ginnastica e ovviamente anche una buona dose di fiato, visto che le rampe di scale sono 3, ma poi la vista panoramica è mozzafiato, i ponteggi e i lavori di restauro sono quasi terminati, poi la soprintendenza dovrà stabilire che tipo di intervento. Rifiatiamo un po' e qui troviamo il dottor Nicola Salvioli, restauratore. Che cosa scopriranno i visitatori? Potranno vedere da vicino il capolavoro di Donatello, perché abbiamo la rappresentazione di Gatta Melata con un'armatura un po' all'eroica e un po' quella che era forse la sua originale del suo tempo, la sua spada, su questo destriero bellissimo che avanza imperterrito verso Padova, perché è indirizzato verso il nord, quindi verso Padova. Sono terminate le indagini, insomma poi fra poco si dovrà stabilire che tipo di intervento per tutelare questa statua, una statua che è stata esposta per tantissimi anni, secoli alle intemperie. Come sta il Gatta Melata? Sì, ora abbiamo terminato la prima fase autoptica, cioè quella dell'osservazione. Da qua partiranno una serie di analisi diagnostiche, chimiche, fisiche. E sta come un oggetto dopo 650 anni all'aperto, non tanto bene, soprattutto perché purtroppo gli ultimi 60-70 anni sono i più aggressivi, cioè l'inquinamento è stato molto forte e noi già dalla documentazione della prima guerra e della seconda guerra mondiale possiamo vedere un velocissimo peggioramento della superficie, abbiamo perso in alcuni punti anche 1 millimetro di bronzo originale, quindi ha necessità di cure importanti. È un'opportunità, sarà un'opportunità per i padovani e per i tanti turisti poterlo vedere così da vicino. Esatto, vedranno il bronzo, il suo basamento, perché anche quello di Donatello, potranno vedere la basilica da una prospettiva diversa perché siamo a pochi metri in altezza e sì, è una cosa unica, non succede sempre dappertutto, ma poter visitare da vicino un'opera che non è esposta in museo è una situazione abbastanza singolare. Il biglietto costerà 11 euro, si potrà poi ammirare anche l'oratorio di San Giorgio, recentemente inserito nel patrimonio UNESCO dell'URBS Picta, e questo biglietto darà poi la possibilità di avere anche una guida, una visita guidata, quindi con spiegazioni dettagliate rispetto al monumento di Donatello e al Gatta Melata. Da Padova è tutto e con questa bellissima immagine così ravvicinata del Gatta Melata restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie Christian, che invidia, veramente un panorama stupendo, oltre a vedere da vicino la statua del Gatta Melata, da vicino anche la basilica e dall'alto diciamo tutta la piazza del Santo, quindi davvero mi prenoterò anch'io senza dubbio per questa visita così bella e così interessante, e buon lavoro naturalmente ai restauratori, perché è un lavoro di grande responsabilità, delicato, ma credo che dia delle soddisfazioni incredibili da un punto di vista professionale ai restauratori che sono coinvolti. Torniamo alla cronaca purtroppo, perché Manuel è stato travolto dal treno mentre camminava lungo i binari, e quanto emerge dalle indagini in corso sulla tragedia di sabato scorso a Mestre, dove un 25enne calabrese ha perso la vita lungo i binari a 2 passi dal Vega, salvo l'amico che è stato già dimesso dall'ospedale. È stato dimesso dall'ospedale all'Angelo già nella tarda mattinata di domenica. Il 23enne veronese è rimasto ferito sabato notte mentre attraversava i binari sulla linea Venezia-Mestre in via Paganello a Mestre. Fortuna ha voluto che non venisse travolto dal treno, ma soltanto sfiorato. È caduto, riportando alcune ferite ed escoriazioni ad un braccio, sebbene non di grave entità. Destino avverso e dal tragico epilogo invece per l'amico 25enne cosentino che era con lui. È stato proprio qui che Manuel Tripargoletti non ha avuto scampo, travolto nel momento esatto in cui ha attraversato il cancello, con il corpo recuperato successivamente dai vigili del fuoco, incastrato tra il muro e la canaletta in cemento armato.
Stavano camminando entrambi per raggiungere uno sportello bancario per prelevare del contante. Per questo avevano deciso di parcheggiare l'auto grigia proprio a ridosso dei binari e di attraversarli a piedi. Pensavano di far prima. E quanto avrebbe raccontato ai vigili del fuoco e sanitari proprio il 23enne veronese nelle prime fasi dei soccorsi. A tradirli nel momento del loro passaggio l'arrivo in contemporanea del convoglio del regionale diretto a Venezia. Inutile ogni tentativo del macchinista di evitare l'impatto. Il 25enne è stato travolto in pieno e con lui tutti i suoi sogni di insegnante di ginnastica, con in tasca la laurea in scienze motorie conseguita soltanto 3 anni fa all'Università di Catanzaro. Eccoci qua, ancora insieme, passata ormai una mezz'ora dall'inizio di Focus, insieme fino alle 13:30, usciremo ancora tra poco dallo studio. Prima di parlare di un caso abbastanza singolare con questa docente, la cui storia ha fatto un po' il giro d'Italia per la sua assenza dal lavoro per tanti anni e che è stata destituita dalla Corte di Cassazione non per le assenze, anche perché lei ha dichiarato già ad alcuni quotidiani nazionali che sono assenze giustificate, quindi è pronta a mostrare i documenti, ma è stata destituita più che altro per l'incapacità, diciamo, di insegnare nel modo corretto. Prima di vedere questo servizio però volevo raccontarvi di un allarme che lancia Confindustria Veneto, perché emerge una situazione critica per le imprese, cala il credito verso le imprese per 23 miliardi di euro, quindi sono questi dei segnali di sofferenza per alcune filiere come edilizia, i distretti del freddo e del caldo. Lo dice il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, che insomma afferma che secondo lui sta cominciando ad emergere, secondo Confindustria ovviamente che lui rappresenta, sta cominciando ad emergere con una certa evidenza una situazione potenzialmente critica per le nostre imprese. Nonostante permanga un clima di fiducia ancora positivo, si cominciano a vedere alcune nubi all'orizzonte sul versante del credito bancario, ma insomma anche sulle prospettive. Quindi l'utilizzo della cassa integrazione che sta crescendo, senza contare che la Germania è ferma. La Germania è un nostro bacino di destinazione dell'esportazione per una grande quota, quindi c'è qualche allarme. E dicevo poco fa di questa vicenda della professoressa assenteista di Chioggia, nel senso che insegnava a Chioggia come ultima sede assegnata, con i dubbi e le perplessità del sindacato della scuola della CGIL, che dice ci sono troppi buchi neri in questa storia. Sentiamo. Lei è Cinzia Paolina De Lio, 56 anni, per tutti la professoressa assenteista di storia e filosofia che in 24 anni di servizio ne ha lavorati soltanto 4. Per questo la Cassazione l'ha destituita dal servizio per totale inettitudine, si legge nella sentenza. Vicenda conclusasi con la rimozione decisa dal MIUR. Nei 10 anni di cattedra ottenuta al liceo veronese di Chioggia, praticamente nessuno tra i professori dice di ricordarsela, ad eccezione della dirigente scolastica che l'ha segnalata al provveditorato prima e al Ministero poi, e degli studenti che l'hanno conosciuta nei soli 4 mesi di presenza. Lei oggi è diventata un caso mediatico nazionale e la domanda che in tanti si pongono è: come è stato possibile accumulare tante assenze senza che venisse applicato il contratto collettivo nazionale, anche con la sola regola del famoso comporto, che conteggia il periodo di malattia oltre il quale scatta il licenziamento? L'unica riflessione che posso fare è che i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, seguono le regole che derivano da un contratto nazionale, per cui tutte le assenze devono essere certificate o devono essere autorizzate dal dirigente. Quindi un'assenza così prolungata di 20 anni su 24 risulta quantomeno poco comprensibile, a mio avviso. E se il ministro Valditara richiama alta dignità del proprio ruolo, lei, la prof assenteista, si difende. Vicenda unica e surreale, la mia, dice, ma intanto non rilascia alcuna dichiarazione alla stampa. Lo farà quando rientrerà dalle vacanze a mare, sembra, nella sua casa calabrese. Poi, da giornalista qual è, sostiene sempre la stessa, saprà cosa dire al momento debito. Meglio intanto rilassarsi tra sole e mare.
Allora, adesso ci spostiamo a Padova, meglio sui Colli Euganei, perché c'è tra gli edifici del Veneto che l'Agenzia del Demanio vuole affidare agli enti del terzo settore, quindi per recuperare gli edifici dismessi più importanti del nostro territorio, c'è anche Villa Rodella di Cinto Euganeo, che era l'ex villa di Giancarlo Galan, che poi è stata confiscata in seguito al processo per le tangenti del Mose, e dicevo l'Agenzia del Demanio vuole affidarla agli enti del terzo settore nell'ambito delle attività legate ai progetti a rete per il recupero degli edifici dismessi. L'Agenzia avvia così in Veneto la sperimentazione della concessione agevolata per 6 anni fino a un massimo di 50. Si tratta di un nuovo strumento attuativo accanto a quelli già consolidati della concessione locazione in uso gratuito introdotto dal codice del terzo settore. Eccola qui la villa che ha vissuto ovviamente momenti migliori, di fasti che non ci sono più, adesso insomma in uno stato purtroppo di degrado e di semi-abbandono, ma come dicevo potrebbe essere inserita in questa lista e quindi recuperata, affidata agli enti del terzo settore e valorizzata. Adesso torniamo in un certo senso sul caso Lega, ma lo facciamo da un diverso punto di vista, perché improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcone, che è anche presidente della provincia di Treviso, si è dimesso sia dalla carica di sindaco che da quella di presidente della provincia, per attriti, dice lui, con alcuni, fa nomi e cognomi, alcuni consiglieri comunali, quindi non si riesce ad andare avanti più così, ci sono delle tensioni che non possono essere superate, dice che non c'entra nulla con il congresso della Lega e con il nuovo segretario, l'elezione del nuovo segretario, ma è una vicenda legata a Castelfranco, legata a questi 3 consiglieri, li invita ad un confronto pubblico, tra l'altro proprio nelle nostre televisioni. Allora andiamo un po' a fare il punto della situazione con Lucio Zanato e naturalmente con la voce di Stefano Marcone. Sindaco presidente Marcone, intanto si immaginava che la sua decisione muovesse così tanto la politica trevigiana e veneta? No, sinceramente no. Beh, so, vuol dire che è importante. Guardi, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Catapan, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Attacca direttamente 3 dei suoi consiglieri il sindaco dimissionario Stefano Marcone e lo fa dagli uffici della sua azienda di trasporto, dove è tornato a lavorare a tempo pieno. Un attacco frontale, ma anche un modo per dire che l'elezione di Alberto Stefani alla segreteria della Liga non c'entra nulla con le sue dimissioni. Anzi, sottolinea, un minuto prima dell'apertura delle urne aveva mandato la lettera di dimissioni, oltre che al prefetto, anche i 2 sfidanti di Padova, proprio per non vedersi etichettata politicamente, una scelta dettata dall'esasperazione in comune a Castelfranco. Io penso che nel momento in cui si è sotto ricatto la peggior cosa che si possa fare è cedervi. A mio modo di vedere sono meccanismi della Prima Repubblica e della peggior parte della Prima Repubblica, dove magari, non so, una questione non andava bene, piuttosto di tenere il numero legale si va a fare pipì, oppure è morta la nonna, c'è un raffreddore, le questioni da Prima Repubblica non mi appartengono. Certo, ammette Marcone, si può non condividere la scelta di Zaia di avallare un centro di cambio sesso regionale quando i casi ne richiederebbero al massimo uno per tutta Italia, così come le mezze aperture alla maternità surrogata. Ma qui il problema è solo e solamente interno alla maggioranza di Castelfranco. Cosa dice a Fratelli d'Italia che dicono che la sua decisione è dai responsabili? Dico che è proprio per una questione di responsabilità che dobbiamo affrontare questo problema, perché i cittadini abbiano le risposte che si attendono. Insomma, per Marcone la misura è colma, o come si dice in questi casi, il dado è tratto, o quasi. Ci sono 18 giorni di tempo ancora, perché ormai un paio se ne sono già andati. Pensi di poter tornare indietro? Vediamo se accettano di confrontarsi pubblicamente. Mi piacerebbe tantissimo e credo sarebbe un'opportunità anche a loro, un'opportunità di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini, e ci confrontiamo sui temi amministrativi. Quindi vi aspetto presso i vostri studi, Lucio.
E ovviamente noi pronti ad accettare questo confronto, più che altro nell'interesse dei cittadini, perché si possa chiarire quello che sta accadendo. Certo è che insomma, una mezza rivoluzione, davvero una notizia importante questa, e adesso partono tutti i tentativi di mediazione per cercare di far cambiare idea al sindaco Marcon. Anche ieri sera durante la nostra trasmissione Focus sono arrivate decine di messaggi che invitavano proprio il sindaco Marcon a ripensarci, quindi insomma evidentemente è ottimo il suo feeling con gli elettori, con i cittadini di Castelfranco Veneto, e insomma vedremo che cosa succederà. Questo tentativo di mediazione parte anche perché c'è una presidenza della provincia da mantenere, perché Stefano Marcon era ed è tuttora presidente della provincia. Se dovessero essere confermate però le sue dimissioni, l'elezione del nuovo presidente si dovrà tenere ad ottobre e non sarà aperta a tutti i primi cittadini. Facciamo un po' il punto della situazione per quello che riguarda proprio la provincia di Treviso. Sono un po' preoccupata perché è stato una notizia così caduta dall'alto, improvvisa, però insomma ho sentito il Presidente questa mattina e sono in stretto contatto con lui, quindi spero che possa anche ritornare in provincia, insomma che ritorni sui suoi passi, ecco. C'è smarrimento in provincia, dove la notizia delle dimissioni del presidente Marcon è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Rimane alta la speranza di un passo indietro del primo cittadino di Castelfranco per scongiurare il periodo transitorio in cui la governance sarà affidata proprio a Bertelle fino alle elezioni che dovranno essere svolte entro 90 giorni dalla decadenza. Ad ottobre, dunque, quando la riforma per il superamento della legge del Rio non sarà ancora stata approvata. Elezioni a cui potranno candidarsi, tra l'altro, non tutti i primi cittadini. A ottobre si potrà votare solo per il Presidente e secondo la legge in carica si possono candidare i sindaci che hanno un mandato residuo di almeno 18 mesi. Quindi significa che i numerosi sindaci che sono in scadenza l'anno prossimo, perché c'è una tornata elettorale amministrativa importante per i comuni della provincia, sono più di 50, questi non possono candidarsi. Sul fronte interno a scongiurare la conferma di queste dimissioni anche l'assessore Gianfranco Giovine, in quota Forza Italia. Ritengo che possa essere stata un'azione magari dimostrativa e lo spero soprattutto per la città, per il ruolo che abbiamo noi nei confronti della città, per i progetti che abbiamo in cantiere. Una città come Castelfranco non merita di essere abbandonata ad un commissario. Forza Italia conferma, Giovine lo ribadisce, il sostegno a Marcon, ma la mediazione sembra sempre più difficile. Non sarà facile, serve anche per mettere le responsabilità su chi è attore principale di questa situazione, ed non sarà facile reale però. Questo è il punto di vista, la situazione per quello che riguarda la presidenza della provincia, e allora avete sentito in caso di elezioni quante regole da rispettare, quanto anche complicato, se vogliamo, è il meccanismo. Però poi c'è tutta la parte legata ai cittadini, come vi ho detto, messaggi che sono arrivati anche a noi numerosi per cercare di convincere il sindaco a cambiare idea. Insomma, il primo cittadino di Castelfranco è ben voluto dai cittadini evidentemente, però la sua è una decisione che al momento sembra molto netta e che ha un po' destabilizzato anche i cittadini di Castelfranco. E ci sono ancora il periodo, diciamo, entro il quale può esserci il ripensamento, quindi ritirare dimissioni, sono 20 giorni che sono ormai adesso diventati 18, quindi vedremo quello che succede. Intanto abbiamo sentito cosa pensano di questa vicenda i cittadini di Castelfranco Veneto. Non posso dire niente, l'ho sentita ieri sera alla sagra di San Giovanni, questa notizia. Girava a voce. Sì. Le prime voci. Mi dispiace perché Marcon, io siccome sono disabile, di conseguenza comporta che aiuta e piace i disabili, io sono messo abbastanza male. Mi dispiace veramente che si dimetta di Marcon. Perché lei dice è una persona che aiuta, molto attenta alle questioni della disabilità. Disabilità, le bene la persona che ha problemi. Non sapevo neanche che si aveva dimesso, ho sentito un attimo ieri sera, do parole e basta, non so altro niente. Non so le cause, non so i motivi, per cui non so dirle. Che opinione aveva di Marcon? Buona, decisamente buona.
Forse era un po' nell'aria perché un po' di malcontento c'era, però sì, è stata molto inaspettata. E a questo punto Castelfranco può permettersi di rimanere senza sindaco? Diciamo che probabilmente non è neanche stato molto presente negli ultimi tempi, cioè non si è sentita molto la sua presenza. E queste sono le opinioni dei cittadini di Castelfranco, vedremo cosa succederà ovviamente nei prossimi giorni. Vi avevo detto all'inizio di Focus che saremmo tornati sul caso dell'anziana trovata morta in casa a Conegliano, una vicenda che, insomma, per la quale attendiamo sviluppi investigativi. Non sarebbe morta per cause naturali, ma colpita alla testa e poi soffocata Margherita Ceschin, di 72 anni, che era stata trovata domenica nel suo appartamento di Conegliano. L'autopsia, insomma, ha fatto un po' la differenza, è quella che ha dato delle indicazioni più precise. Adesso noi andiamo a Treviso perché dopo aver visto in apertura di Focus il servizio che ricostruiva un po' quello che è accaduto, abbiamo in diretta Daniela Sizzia, che sta seguendo un po' dal punto di vista della cronaca giudiziaria quelle che sono le indagini, quindi gli eventuali sviluppi, e quindi chiediamo a lei se ci sono novità. A te, Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Quello alle mie spalle lo vedete al Tribunale di Treviso. Oggi ha parlato il capo della Procura, Marco Martani, ha parlato sull'omicidio di Margherita Ceschin. Alla donna è stato inferto un grosso colpo alla testa con un corpo contundente, poi è stata soffocata forse addirittura a mani nude ed aveva anche lo sfondamento toracico, una morte davvero violenta. L'ipotesi è quella dei ladri che sono entrati nell'abitazione, l'hanno trovata, uno o forse più persone, l'hanno trovata uccisa, è sparito solo il portafoglio, ovviamente indagini in corso, e il procuratore ha già detto quello che è accaduto a Margherita davvero poteva accadere a chiunque. È un fenomeno che sta preoccupando, fra l'altro un'escalation di violenza, lo ricordiamo, sono 4 omicidi, 5 le vittime nel giro davvero di pochissimi mesi, di 2 mesi. Il capo della procura ha detto stiamo indagando, indagini serrate da parte dei carabinieri, e sul posto tra il fine settimana e i primi giorni della prossima, ma si pensa già nel fine settimana, arriveranno i carabinieri del RIS, e sono state già acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza proprio per vedere se c'è stata la possibilità, insomma, di vedere se qualcuno è entrato o è uscito dalla casa della 72enne. La morte risale tra la notte tra il venerdì ed il sabato, ma sentiamo proprio le parole del capo della procura. Sì, insomma, è avvenuto con modalità violente. D'altra parte gli omicidi in genere hanno una carica di violenza notevole, e quello che è brutto è appunto il fatto che sia avvenuto nei confronti di una persona di 72 anni che era ormai tranquilla in pigiama nella sua abitazione e si accingeva ad andare a letto, c'era appena andata, ecco. Lei ha detto poteva accadere davvero a chiunque. Sì, questo è un tipo, poteva davvero accadere a chiunque, di essere sorpreso in casa e di finire così. L'ipotesi adesso è quella dei ladri che siano entrati in casa, un ladro o più ladri. L'ipotesi di gran lunga più attendibile è che uno o più ladri siano entrati nell'abitazione della signora attraverso la porta finestra del balcone del terrazzino, si era al primo piano, quindi a poca distanza dal suolo. Questa porta era aperta. Una volta all'interno dell'appartamento, avendo trovato la signora, che verosimilmente potrebbe aver reagito o cercato di chiamare aiuto col telefonino, che si è trovato poi rotto, l'abbiano uccisa, colpita prima alla fronte con un corpo contundente che l'ha verosimilmente stordita o parzialmente stordita, e infine soffocata con un'azione molto energica che ha provocato anche la frattura delle parecchie costole, con uno sfondamento toracico probabilmente fatto in contemporanea con una forte pressione su naso e bocca per impedirle di respirare. Nei prossimi giorni, procuratore, ci saranno i RIS. L'appartamento è stato sequestrato e sigillato, e nei prossimi giorni ci sarà un esame approfondito da parte dei RIS. Ecco, procuratore, negli ultimi 2 mesi sono stati 4 i delitti con 5 le vittime. Insomma, è stata un po' un'escalation questa di violenza. Sicuramente c'è un tasso di omicidi in quest'ultimo periodo che è anomalo per una provincia come Treviso,
dove sicuramente il fenomeno dell'omicidio non era assente, però si è intensificato questo. Dal Tribunale è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie, se hai altre novità naturalmente interrompici e intervieni pure, poi nei nostri notiziari comunque avremo questa sera aggiornamenti su questa vicenda. Ci fermiamo per un attimo, sono le 12:54, ancora insieme più di mezz'ora fino alle 13:30 con Focus, siamo in compagnia nostra e vostra dalle 12, ci vediamo tra un attimo. (12:57), ben rientrati con noi a Focus, ancora mezz'ora da trascorrere insieme. Vi mostro qualche titolo dei siti principali di informazione sia nazionali che locali con il Corriere della Sera, che ci dice in apertura che ci sarà un nuovo rialzo dei tassi a luglio. La reazione di Tajani: deluso dalla BCE, così rischiamo la recessione. E poi Zuppi, che è presidente della CEI, questa sera a Mosca: creare un'atmosfera di pace, vedrà il patriarca Kirill e uomini del governo. Infine vi mostro questa notizia in aggiornamento, che è la vicenda della brigata Wagner. Mosca chiude l'inchiesta su Prigozhin e disarma la Wagner. Putin ringrazia l'esercito: avete fermato una guerra civile. La Wagner infatti consegnerà le armi pesanti. La Repubblica invece in apertura mette la guerra e non i tassi di interesse della BCE. Zuppi parte per Mosca dal Vaticano, l'aereo privato di Prigozhin atterra a Minsk in Bielorussia, chiusa l'inchiesta su di lui. Wagner consegnerà le armi pesanti. E quindi anche da qui arriva questa informazione. E poi un po' più in basso su Repubblica: nuovo rialzo dei tassi a luglio, improbabile che la BCE dica quale sarà il livello massimo. E anche qui viene riportata la reazione di Tajani, che non ci sta, così si rischia la recessione. Vi mostro il Corriere del Veneto, che in apertura parla ancora della prof destituita, come ha fatto a mancare 20 anni su 24, malattie e motivi familiari, e c'è un po' la spiegazione. Ma anche la vicenda di Rovigo, sempre rimanendo nella scuola, con la vicenda dei pallini contro la professoressa, la docente chiede i danni ai genitori, nuove regole contro i bulli, dice il governo. È quella vicenda per cui chi ha colpito con i pallini sparati da una pistola ad aria compressa la professoressa poi ha avuto 9 in condotta. Un'occhiata veloce alla Nuova Venezia, che apre con la docente destituita perché l'ultima scuola in cui ha insegnato è stata Chioggia. Era assente e parziale, situazione troppo grave, dice l'ex studentessa veneziana della docente. Mentre il Mattino di Padova apre, eccolo qui il Mattino, apre con la questione dei medici di base. A Padova arrivano 19 medici di base, ma ci sono 73 zone vacanti in 110.000 senza assistenza, quindi una situazione sempre più drammatica, l'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici di Medicina Generale. Adesso ci spostiamo a Bassano, che ha una notizia che fa discutere: la chiusura del Ponte della Vittoria, con la dura posizione dei commercianti bassanesi. Pensate, sono addirittura a rischio le notti bianche. Sentiamo di che cosa si tratta. La decisione che era stata presa proprio con questi termini l'abbiamo saputa a mezzo stampa. La decisione presa a mezzo stampa, di cui parla con un certo disappunto Alberto Borriero, referente della Confcommercio bassanese, è quella della chiusura del Ponte della Vittoria per lavori che, per quanto necessari, sarebbero arrivati come un fulmine a ciel sereno, senza la dovuta programmazione condivisa, lamenta Borriero. Mai avremmo pensato che fosse un intervento così gravoso e con una chiusura di 2 mesi nell'immediato, quindi era un argomento per quanto poco da discutere per tempo, in modo da far sì che tutti i disagi fossero messi al minimo indispensabile. Così invece abbiamo dei problemi enormi da risolvere in pochissimo tempo. Mancano progettazione, momenti di concertazione, prosegue il presidente dei commercianti. Si sta ricreando quella situazione che abbiamo
abbiamo già vissuto con gli interventi di ristrutturazione del Ponte Vecchio, quindi pensavamo che quel modo di lavorare sbagliato abbia fatto scuola. In realtà invece vedo che queste cose riaccadono ancora. E in tutto questo rischiano di saltare le notti bianche, Bassano sotto le stelle, uno degli appuntamenti più attesi nell'estate cittadina. Ora avere la prima serata in concomitanza con l'avvio dei lavori e la chiusura di una delle arterie principali sta mettendo in discussione tutto il piano viabilistico del centro storico, e quindi dobbiamo capire se è una scelta responsabile mettere in stand-by l'evento oppure continuando con il rischio di creare disagi ancora più forti. Perché quali sarebbero le problematiche maggiori se si facessero? Sicuramente ci sono dei tappi, limitando ancora lo sfogo in direzione Marostica, in più concentrando una massa di persone che si aggira più sui 3.000-3.500 veicoli solamente per quella serata, sembra quasi che stiamo creando una bomba d'orologeria. In merito alla riunione informativa prevista per questo lunedì sera, i commercianti passano. Non ci saremo e lo ascolteremo tranquillamente a mezzo stampa. Un po' di polemica sicuramente, speriamo che la situazione si possa aggiustare a Bassano, mentre la cronaca ci porta adesso a Jesolo, dove c'è stata una maxi rissa, quindi di nuovo violenza in città, coinvolti una ventina di ragazzi, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, arrivano i carabinieri, viene anche sequestrata della droga. A Jesolo è tornata la movida violenta con la maxi rissa nella notte appena trascorsa in piazza Mazzini, che ha visto coinvolti 20 giovani, dove sono volati pugni, spintoni e pure qualche bottiglia. La rissa verso le 3 del mattino per futili motivi. I ragazzi dapprima hanno cominciato a lanciarsi insulti e irripetibili improperi, poi hanno alzato le mani iniziando a spintonarsi. Non sono stati segnalati fortunatamente feriti. L'allarme lanciato immediatamente dai passanti. Sul posto, subito dopo i carabinieri di Sandona di Piave, ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati. Nel frattempo gli agenti della polizia locale, il personale adibito ai servizi antidroga con l'ausilio dell'unità cinofila ha provveduto anche al sequestro di circa 60 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina. I responsabili segnalati alla prefettura e denunciati all'autorità giudiziaria, comminate sanzioni amministrative per 400 euro. Il Comitato per la Sicurezza invoca durezza e attende rinforzi, e così l'Associazione degli Albergatori, che propone tuttavia una soluzione alternativa. Io credo che portare un altro tipo di, passatemi il termine, utenza in piazza Mazzini sia la vera sfida e la vera strada che ci porterà alla vittoria. Vi faccio un esempio veloce giusto per non tediarmi. L'altra sera avevamo Vincenzo Schettini, il maestro professore di fisica della fisica che ci piace, in piazza Mazzini volutamente, con centinaia di persone sedute, con bambini seduti davanti al palco, all'ascoltare un professore che parlava di fisica in piazza Mazzini. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Di certo buona volontà da parte degli esercenti, dei commercianti, dei bar, insomma, per dare messaggi positivi. Purtroppo ogni tanto ci sono questi episodi di violenza che rovinano tutto, senza dubbio. Torniamo a Bassano, abbiamo parlato della chiusura del Ponte della Vittoria e un po' della polemica, della rabbia dei commercianti. E adesso invece torniamo a Bassano per parlare del Ponte Vecchio, perché ci sono sempre più segnalazioni che arrivano alla nostra redazione per un numero crescente di ragnatele e nidi di ragni sul Ponte Vecchio. Vediamo. Sempre più ragnatele, sempre più ragni e sempre più segnalazioni come quella di un nostro telespettatore. Speriamo che diano una pulita perché questi ragni sono troppi nel Ponte Vecchio. È questo l'ultimo messaggio che arriva alla redazione di Rete Veneta e noi siamo andati a vedere. Travi e lampadari ricoperti da fitte tele, tantissimi nidi di ragno, un ponte degli Alpini ormai soffocato dalle ragnatele e lo sarà da così a peggio, complice il caldo, almeno fino a settembre. Sì, perché mancano quasi 3 mesi alla seconda fase di pulizia del ponte, quella dedicata al soffitto interno e lampadari. Un ponte vecchio, già, o meglio, ancora una volta sotto i ferri.
È in corso infatti il restauro ligneo delle balaustre scrostate a pochi mesi dall'ultimo intervento, ragnatele e nidi di ragno quindi che passeranno l'estate sopra la testa dei bassanesi, ma soprattutto dei tanti turisti che come ogni anno vengono a visitare uno dei simboli storici della città e dell'intero territorio. E allora forse il consiglio è di guardare a monte e a valle e non stare con il naso all'insù. Adesso andiamo a Belluno, sono le 13.07, andiamo a Belluno perché è scoppiata una polemica dopo che la Commissione Pari Opportunità del Comune ha reso noto che non aderirà al Pride che avrà luogo a Belluno il prossimo 15 luglio e come dicevo su questa decisione c'è polemica. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Belluno non aderirà alla manifestazione Belluno Pride in programma il prossimo 15 luglio. Ad annunciarlo la Presidente della Commissione Maria Teresa Cassol, che si dice rammaricata per l'esito della votazione che ha visto dividersi in due fazioni contrapposte i membri nominati dalla minoranza in Consiglio Comunale, favorevoli al supporto in toto della manifestazione, e quelli della maggioranza che hanno invece votato contro. Al primo punto degli obiettivi della nostra Commissione è proprio quello di lavorare contro ogni disuguaglianza, insomma per la parità di tutte le persone. Mi dispiace che questa decisione crei una polemica su un evento il più inclusivo e il meno divisivo possibile. Non si fa attendere la risposta della controparte, in particolare dal membro di commissione delegato dal sindaco e assessore alle pari opportunità Simonetta Butignon, che accusa Cassol di aver riportato una versione solo parziale dei fatti, sostenendo l'appoggio del comune alla manifestazione e che le ragioni della contrarietà hanno da ricercarsi nel manifesto dell'evento. Belluno non ha aderito al Pride, falso. Oggetto della discussione della Commissione Pari Opportunità era aderire o meno al manifesto. Certamente il manifesto ha numerosi punti condivisibili, qualcuno che sappiamo sono oggetto di dibattito anche nazionale, sono punti sui quali manca la legislazione, ma non deve essere quello il motivo di divisione, no? Viene chiesto di aderire allo spirito di questa iniziativa. Sono state fatte nel manifesto molte richieste, il Comune è in grado di supportarle o no? Apriamo un tavolo e discutiamone seriamente, non prendiamo a scatola chiusa tutto quello che c'è scritto e poi magari non siamo in grado di fornire le risposte adeguate. Per Cassol tuttavia il Pride è per sua natura un evento simbolo delle pari opportunità e il no di una commissione che nella promozione della parità dei diritti ha il suo obiettivo primo sfocia quasi nel paradossale. La questione sembra dunque ridursi alla scelta o meno di aderire in toto all'evento e al manifesto che ne rappresenta le richieste, anche se alcune di queste siano potenzialmente non condivisibili o comunque da approfondire in separata sede. Una questione che ha assunto i connotati di una battaglia politica e che probabilmente non terminerà qui, fermo restando che il Pride si farà. Bene, grazie alla nostra redazione di Belluno. Adesso siamo pronti per collegarci con Venezia, usciamo dallo studio e guardate che meraviglia di immagini e di scorcio come sempre quando si tratta di Venezia e naturalmente Anna Maria Parisi ci sta benissimo in questo contesto. Raccontaci tutto Anna Maria, a te la linea. Eccoci, buongiorno Federico, siamo qui in diretta, come vedi, come hai detto bene, da questo bellissimo panorama. Siamo al piano nobile, nella terrazza di Palazzo Balbi, dove è terminata da pochissimi istanti una conferenza stampa a Fiume che riguardava da una parte i campionati mondiali che si terranno a Calalzo per quanto attiene ai campionati di canoa dal prossimo 4 luglio e dall'altra la presentazione del bilancio 2022 della Regione Veneto. Ecco, un bilancio che chiude in attivo, chiude i conti in attivo e vede un più 3,9% di PIL Veneto con una previsione dell'1% nel 2023. Dati quindi confortanti che vanno decisamente in controtendenza con quelli nazionali e con la preoccupazione espressa proprio poche ore fa, ieri per la precisazione, dal Presidente Carraro degli industriali del Veneto. E, insomma, un bilancio che poi al di là dei numeri mette in evidenza soprattutto gli obiettivi di questo Veneto che punta sui giovani su cui si vuole investire. Di questo bilancio se ne parlerà addirittura il prossimo 6 luglio a Ca' Foscari, perché verrà presentato ufficialmente all'Università Ca' Foscari, perché per rendere edotta
allerta tutta la comunità su quanto è stato fatto nel 2022 dalla Regione del Veneto e sulla previsione anche di questo 2023. 120 pagine di cui poi vi illustreremo nel dettaglio i punti più salienti questa sera, naturalmente nel corso dei nostri notiziari. E da Venezia è tutto, la linea può tornare a te, Federico. Grazie Anna Maria, grazie del collegamento. Come hai anticipato, poi approfondimenti e dettagli di questo bilancio nei nostri notiziari. Buon rientro in redazione e adesso andiamo a Vicenza. Abbiamo parlato, prendendo spunto dal sito del Mattino di Padova, della situazione difficile per quanto riguarda i medici di base, con tante sedi vuote, vacanti, la difficoltà di fare concorsi, la difficoltà anche di trovare medici disponibili ad andare in certe sedi piuttosto che in altre. In alcune si fa meno fatica a trovare, diciamo, chi la occupa, in altre un po' più magari periferiche diventa molto più difficile. Nel quartiere San Lazzaro a Vicenza, ai Pomari, non si è riusciti a trovare sostituto, ad esempio, per un medico temporaneamente indisponibile, e quindi ci sono delle difficoltà pratiche, concrete, che tutti i giorni vivono i pazienti. Con questo cartello affisso sulla porta del centro di Via Boito nel quartiere San Lazzaro ai Pomari sono stati informati i pazienti di questo medico di base che, vista la sua indisponibilità, dovranno rivolgersi al presidio territoriale di assistenza primaria di Via Mentana. Non essendo stato ripiazzato da un sostituto, gli assistiti dovranno armarsi di tanta pazienza, come ci conferma la farmacista. Loro sono scomodi perché gli anziani andare in Via Mentana è passare mezza città, quindi non sono d'accordo. Però non c'è altra alternativa, perché cosa fanno? Se i medici non si trovano, chi mettono? Alcuni questa mattina non erano a conoscenza del provvedimento. Voi non lo speravate? No, sinceramente no, perché è la prima volta che vado anche dal mio medico. Sì, certamente preoccupante. Io in neanche un anno mi hanno cambiato già vari medici perché manca personale. Ci hanno detto questo. Questo è un quartiere popoloso. Certo, Vicenza non è una città piccola, ha bisogno di medici. Per quanto che riguarda questo medico è a termine, perché insomma arriverà prima o dopo, non è che lui non è andato via, solo in questo momento, quindi è una roba temporanea. Per gli altri medici, i pazienti devono cercare un medico. Questo è il centro medico di Via Mentana nel quartiere San Bortolo, a cui dovranno fare riferimento i pazienti dei Pomari sprovvisti del medico di base, una struttura a cui già da qualche mese si stanno rivolgendo i circa 4.000 assistiti nel quartiere Ferrovieri, dopo la chiusura del centro medico di Via Fincato. Qui ne abbiamo incontrati qualcuno. Dovrebbero avere più medici disponibili, sinceramente che non ci sono. Io abito in Corso Padova, avevo la dottoressa ai Ferroviari, però ha chiuso. E per cui siamo costretti a venire qua. Prendi il tram, è molto valide, sono molto valide le persone che sono qui dentro, molto. Gli anziani hanno i suoi problemi, l'US vuole i soldi però non dà il beneficio. Sì, c'è tanto problema. C'è pochi medici, tante persone malate, adesso con questo tempo ancora. Cosa si può fare? Bisogna alzare il stipendio medici, restano qua. Una soluzione molto pratica proposta da questa signora, effettivamente non ha tutti i torti. Alzare lo stipendio ai medici potrebbe essere, i medici di base, potrebbe essere un sistema per trattenerli. Usciamo di nuovo dallo studio, andiamo da Sharon Di Carlo, andiamo a Cittadella, perché più di 100 persone questa mattina si sono trovate per una raccolta rifiuti particolare, molto inclusiva intorno alla città murata. A te, Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Come vedete, in corso qui a Cittadella una vera e propria raccolta rifiuti. Vince ancora una volta il binomio tutela dell'ambiente e inclusione sociale. Sono qui con Mattia Catapano. Buongiorno Mattia. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Etra e Crossabili, ancora una volta una sinergia vincente questa. Sì, proprio così. Innanzitutto voglio ringraziare anche il Comune di Cittadella che ci ha accolto, ci ha permesso di fare questo evento, il sindaco Luca Pierobon, Marina Beltrame e soprattutto tutto quanto il gruppo Etra. Oggi abbiamo coinvolto ragazzi con autismo della cooperativa Caleido e ragazzi del gruppo Aiutismo ed è veramente bello perché con poco facciamo tanto. Cosa stanno facendo queste persone qui? Questi ragazzi li abbiamo muniti con casacca, guanti
sacchetti e pinze. Il compito di oggi è raccogliere rifiuti in giro per la città murata. L'obiettivo è raccoglierne il meno possibile, perché vuol dire che abitiamo in una città pulita. Poi continueremo con un big pranzo all'interno del campo della Marta, dove mangeremo tutti insieme i piatti prelibati della Birosteria Una Volta, che ci accompagna in questo percorso. Poi continuerà con balli, musica, per poi finire con la super carterapia, dove regaleremo emozione ai ragazzi con una disabilità. Questa non è la prima volta che inclusione sociale e comunque tutela dell'ambiente si incontrino, è un percorso lungo quello che state facendo. Sì, è proprio un percorso, hai detto bene Sharon, perché cosa succede? L'obiettivo non era fare un evento unico dove si raccoglievano i rifiuti e basta, era proprio un movimento che si voleva fare. Abbiamo notato nei social che altre associazioni, cooperative, anche aziende hanno preso spunto dal nostro evento Ecocrossabili, dove hanno munito anche i loro ragazzi con pinze, sacchetti e guanti, e li hanno portati in giro per i paesi a raccogliere i rifiuti, quindi che bello. Buona raccolta allora. Grazie, buon lavoro. Da Cittadella è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon, grazie ad Andrea Benetti che era con te per queste immagini che ci arrivano da Cittadella, e quindi anche buon divertimento, oserei dire, ai ragazzi che si stanno impegnando in questa raccolta rifiuti così particolare. Ci fermiamo solo per un attimo, poi usciamo di nuovo dallo studio e andiamo a Vicenza. A tra poco. (13:20) ancora insieme per una decina di minuti, abbiamo ancora tante notizie, soprattutto siamo già pronti a uscire di nuovo dallo studio e ad andare a Vicenza, dove parliamo del Parco della Pace con Carlo Inghilleri, perché ci sono 63 ettari di verde che sono pronti per essere restituiti ai vicentini, ma ci racconta tutto Carlo Inghilleri. A te Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, ci troviamo proprio davanti all'ingresso del Parco della Pace con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e con l'assessore al Parco della Pace Leone Ziglio. Siamo appena tornati da un tour fatto con l'autobus, con un pullman, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tutte le varie zone di questo parco enorme. Pensate che stiamo parlando di una zona verde di 63 ettari che equivalgono a 630.000 metri quadrati, veramente una zona enorme che adesso dovete aprire, dovete decidere soprattutto quando verrà aperta e in che condizioni, perché l'ex amministrazione di centrodestra aveva dei progetti, delle idee, lo voleva attrezzare, e voi invece adesso dovete decidere come concludere. Buongiorno a tutti, il problema è che lo stato del parco, e l'abbiamo visto con questo giro che abbiamo fatto insieme alla stampa, è molto più arretrato rispetto a quello che era stato raccontato, nel senso che l'amministrazione precedente aveva detto che il parco era praticamente pronto, invece manca purtroppo ancora molto, e soprattutto noi siamo arrivati da poche settimane e abbiamo scoperto che non esiste un piano di gestione, cioè non esiste un'idea su come aprirlo, su come sostenerlo economicamente, e quindi con la nuova amministrazione ci stiamo concentrando da subito per cercare di trovare una soluzione. Ecco, da questo punto di vista, dicevamo, abbiamo visto che è una zona molto ampia, per certi versi anche molto selvatica. Sì, l'idea di aver portato qui oggi la stampa è quella di dare una fotografia chiara ai cittadini di quella che è lo stato, la situazione attuale del Parco della Pace. L'amministrazione precedente ha fatto un azzardo definendo rapidi i tempi di apertura. Oggi quello che abbiamo sperato di poter rappresentare a tutti è che siamo lontani da un progetto definitivo. Abbiamo fatto alcune tappe, ci sono dei progetti in fase avviata solo per la parte sportiva, per il resto, come diceva il sindaco, va trovato un modello di gestione, quindi un piano economico-finanziario sostenibile. Ecco, mentre parliamo scorrono le immagini del tour che abbiamo fatto, sullo sfondo come vedete c'è anche la base militare americana, la Daldin, e quindi insomma ci troviamo in una grande area di questo Parco della Pace che bisognerà decidere, come dicevamo, come attrezzarlo.
Che tipo di scopo avrà questo parco? Che tipo di attrazione, che tipo di attività portarci all'interno, perché la parte sportiva è quella più definita, ma per il resto va tutto costruito. Chiaramente la principale attrattiva è l'aspetto naturalistico, quindi un bel parco, un grande parco naturale, ma dobbiamo portarci anche attività, iniziative, momenti destinati alla cittadinanza, insomma fare in modo che sia un grande parco vissuto dai vicentini. Una delle ipotesi che è stata discussa proprio in occasione di questo giro è fare anche dei concerti. È un'ipotesi di cui si parla da tanti anni, cioè dal momento in cui questo parco è stato pensato, perché c'è una grande area eventi nella zona più vicina alla base americana e finalmente potrebbe esserci uno spazio veramente grande in città di Vicenza dove fare concerti di grande richiamo. E oltretutto qui è stata portata anche l'acqua, nel senso che ci sono dei corsi d'acqua artificiali che sono stati portati là dove non c'erano. Sì, certamente questo era un parco destinato all'aeroporto e quindi diciamo di fianco alla pista d'atterraggio c'era solamente un prato verde. I tecnici, gli ingegneri e tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto hanno costruito dei guadi artificiali che potrebbero essere anche navigabili con delle canoe, quindi sempre una parte sportiva oltre a quella paesaggistica. Quindi una zona dove le famiglie vicentine possono venire qui con i bambini a godere anche di una bella giornata di sole come quella che stiamo vivendo oggi. Insomma, in conclusione possiamo dire che sta nascendo una nuova parte di Vicenza, un vero e proprio polo naturalistico, un quartiere verde ma enorme. Noi abbiamo sempre creduto nel senso di questo parco e siamo convinti che possa essere davvero il grande polmone verde della città, un'area destinata ai bambini, alle famiglie, dove passare il proprio tempo libero. Certo che serve concentrarsi subito su come aprirlo senza pesare sulle tasche dei vicentini e soprattutto dando l'idea che sia un parco sicuro, presidiato, sorvegliato, quindi c'è un grande lavoro da fare. Bene, io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai, l'assessore Leone Zilio. Siamo arrivati alla fine di questo tour, ve lo abbiamo raccontato. Per maggiori ragguagli seguiteci nel TG di questa sera. Grazie a entrambi e restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie ai tuoi ospiti, veramente un'area enorme che speriamo venga al più presto, diciamo, fatta godere anche ai vicentini. Intanto l'altro giorno c'è stato un pomeriggio di cori alpini nella chiesa di San Francesco a Treviso, una esibizione che è stata organizzata anche per raccogliere fondi per Conselice, che in realtà, insomma, possiamo dire che è il comune simbolo dell'alluvione in Romagna. Da Ubi siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati, ci tocca di partire. L'Ottetto, il coro Anna di Preganziolo e la famiglia alpina di Breda insieme per Conselice. Questo è lo scopo dell'esibizione di sabato pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Treviso. Oltre un'ora e mezza di canzoni, simbolo delle penne nere, davanti ad un folto pubblico trevigiano, ma anche ad una rappresentanza della comunità romagnola, diventata simbolo della devastazione causata dall'alluvione di poco più di un mese fa. 23 i fiumi che hanno rotto gli argini o sono esondati, con conseguenze devastanti per la popolazione ancora oggi alle prese con un lento recupero dal fango che nel frattempo si è solidificato. Com'è la situazione lì a Conselice? Adesso si è abbastanza normalizzata, diciamo, non c'è più l'acqua, non c'è quasi più niente di fango, soprattutto hanno tolto quelle cataste esagerate di tutto, che adesso possiamo vedere anche l'Appennino, che prima non si vedeva niente. Quanto lavoro c'è? Quanto lavoro c'è stato in questa settimana? Allora, lavoro, però bisogna dire che sono venuti i volontari, è stata una cosa meravigliosa. Sono arrivati tantissimi aiuti da tutta Italia, adesso serve ricostruire, quindi dopo aver pulito serve comunque riempire di nuovo le case che sono state danneggiate, quindi tutti i mobili e i beni delle persone sono stati buttati e serve recuperare le case, i muri, deumidificare, risanare e quindi forse le serate come queste in cui magari arriva anche un contributo economico non fa male, anche perché poi tramite i servizi sociali verranno dati a chi ne avrà bisogno. Soddisfazione da parte degli alpini di Treviso per l'abbraccio della città a Conselice. È andata molto bene, la soddisfazione è stata che abbiamo avuto come ospiti il gruppo di Conselice
L'incasso è stato di 3.600 euro e direi non male, e oltretutto dobbiamo anche ringraziare tantissimo i frati che ci hanno ospitati. Complimenti, complimenti anche per lo spirito nobile con cui c'è stata questa manifestazione. Torniamo a Bassano ancora per parlare di ponti, ancora per parlare di lavori, insomma una carrellata che oggi vi abbiamo dato completa sui ponti di Bassano. Vediamo. È scattato fra le polemiche il conto alla rovescia che porterà all'avvio dei lavori sul Ponte Nuovo, con la chiusura al traffico per 2 mesi e fortissime ripercussioni per tutta la città, che sarà letteralmente tagliata a metà nei prossimi 2 mesi. Le minoranze contestano all'amministrazione di Elena Pavan le scelte tecniche di questo importante intervento. Nel 1990 non è mai stato chiuso il ponte nuovo, si è lavorato a senso alternato ed erano le tecnologie di 30 anni fa. Credo che oggi si poteva e si doveva trovare una soluzione diversa, quindi non chiuderlo per 2 mesi, non chiuderlo mai, lasciare aperta almeno una carreggiata o lavorare di notte. Interventi notturni comportano, si sa, spese più alte e probabilmente tempi più lunghi. È chiaro, costa di più sicuramente, i residenti attorno al ponte dovevano portare un po' di pazienza in qualche situazione, però sicuramente non si andava a spezzare in due la città. Ecco quali saranno secondo le minoranze le ricadute del cronoprogramma varato dall'amministrazione Pavan, con la spada di Damocle dell'inizio delle scuole a settembre. Forse chi ha pensato questa cosa non gira in macchina per Bassano, perché chiudere il ponte nuovo per 2 mesi vuol dire bloccare la circolazione, vuol dire andare ad intasare Viale delle Fosse. I percorsi alternativi che hanno proposto sono già intasati adesso, immaginiamoci col ponte nuovo chiuso, ma soprattutto basta solo sforare di qualche giorno e si arriva all'inizio delle scuole, allora tutto il vantaggio che dicevano di avere perché si lavorava d'estate viene assolutamente perso. La considerazione politica delle opposizioni va a toccare ancora una volta il nervo scoperto della condivisione delle scelte strategiche con la città da parte dell'amministrazione Pavan, o meglio della non condivisione. Penso che il traffico, la viabilità, il bene vivere della città, la possibilità di muoversi non abbia colore politico. Anche in questo caso si è peccato un po' di arroganza, insomma, ecco, di pensare di sapere tutto, pensare di essere migliori di tutti quanti, non ascoltare mai i suggerimenti e ragionare semplicemente come se fosse una situazione tecnica e non una situazione che va a incidere sulla vita delle persone. 12:30, chiudiamo con questo servizio sul Ponte Nuovo di Bassano la nostra puntata di oggi di Focus. Grazie per averci seguito, auguro buon pranzo a chi deve ancora pranzare e buon pomeriggio a tutti gli altri. Grazie per averci seguito, a domani.